Venerdì 25 agosto 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi, un fatto di cronaca che ha interessato il capoluogo bellunese, lite in casa, accoltellato dalla fidanzata. L'aggressione nella notte di martedì nell'abitazione della donna a Belluno, 2 le ferite sul petto dell'uomo. Dopo un tentativo di automedicazione, ricorso al 118 e il tentativo di attribuire ad altri la colpa, ma lei è indagata. Una violenza domestica come le tante che raccontano le cronache, ma questa volta a parti invertite. La fidanzata lo accoltella, lui scappa e chiede aiuto. È accaduto l'altra notte in un appartamento in città. L'uomo che aveva chiesto aiuto al 118 ha cercato di coprire la fidanzata, mi ha ferito per strada uno sconosciuto. Dopo 3 ore è crollato e ha confessato tutto ai poliziotti della squadra mobile. È stata la mia fidanzata, la donna è stata denunciata per lesioni gravi, ma gli accertamenti continuano e rischia l'accusa di tentato omicidio. L'uomo è ricoverato all'ospedale San Martino, ma non è in pericolo di vita. L'approfondimento di Bonetti a pagina 7, vediamo appunto l'arma impropria, il coltello trovato a casa della donna. Foto di copertina, nuova tempesta, problemi soprattutto tra Auronzo e Cortina, ed ecco un'immagine che fa vedere la fragilità del territorio montano della provincia di Belluno, vento fortissimo e frane, la montagna soffre ancora. Ieri il test per ripristinare il famoso treno dei VIP, ovvero il Roma-Calalzo, ma da Treviso in su si è dovuti ricorrere a vecchi e locomotive diesel perché la linea non è elettrificata. Risultato, la motrice si è fermata 2 volte per troppa pendenza. L'approfondimento di Marsiglia a pagina 11. Fa causa all'Europa perché ci hanno rubato il futuro, sotto accusa la mancata applicazione dei patti di Parigi in difesa del clima. 2 bellunesi alla grande Camera della Corte Europea dei diritti dell'uomo, o meglio una ragazza e il suo difensore Elena De Conto e l'avvocato Sonia Sommacal. Si attende a breve la fissazione dell'udienza. 2 anni fa la ventenne bellunese con una coetanea della Basilicata intentò causa all'Italia e ad altri 32 stati che non avrebbero rispettato gli accordi di Parigi sul clima, mettendo a rischio il loro futuro. La ventenne di Belluno decise di procedere dopo vaia. L'approfondimento di Bonetti a pagina 5. Selva di Cadore, 80enne ritrovata di notte nella boscaglia, si era persa dopo una passeggiata, poi le urla coperte dal fragore del ruscello, ma alla fine una turista 80enne è stata tratta in salvo. L'approfondimento di Gabrieli a pagina 10. E a proposito dei test per portare il diretto Roma-Calalzo, parliamo ovviamente di ferrovie, la locomotiva fatica e il treno dei VIP si ferma. L'approfondimento di Marsiglia a pagina 11. Canale d'Agordo, domani l'omaggio a Giovanni Paolo II, a 44 anni dalla visita alla Marmolada. Levavi oculus meus in montes, alzo gli occhi verso i monti, iniziava così l'Angelus che Giovanni Paolo II 44 anni fa pronunciò sulla Marmolada, dove nel ricordo del suo predecessore Papa Giovanni Paolo I consacrò la statua della Madonna, regina delle Dolomiti. Domani il ricordo, l'approfondimento di Fontaneve a pagina 10. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, migranti, appello del prefetto per reperire nuovi alloggi. Economia, in un anno 3.300 assunti dalle imprese artigiane. Questa è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda proprio il tentativo, così se si può definire, di far ripartire la linea Roma-Calalzo, la linea ferroviaria. Si parte ma che fatica sui binari, questo il titolo. Entrambi i locomotori agganciati a Treviso si surriscaldano, il test ha 1 ora e mezzo di ritardo, l'inconveniente non guasta i piani, il servizio da dicembre nel 2024 anche da Milano. L'approfondimento da pagina 14 a pagina 15. La foto di copertina, come quella del Gazzettino, è dedicata al maltempo che ha colpito una vasta area della provincia di Belluno nella giornata di ieri, temporali e colate di fango tra Cortina e Auronzo, da Misurina autodeviate sulla pista ciclabile. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al ricordo di Albino Luciani e di Giovanni Paolo II. Altri richiami, fatto di cronaca, le coltellate durante una lite tra fidanzati denunciata, e ancora il neopreside De Bettin, io unico bellunese eppure devo andar via, notizia che riguarda il mondo scolastico bellunese, l'approfondimento di Dallanese a pagina 19. Feltre dà del nazista al superiore, operaio licenziato, l'uomo era alle dipendenze dell'azienda da oltre 20 anni
ha fatto ricorso e aspetta una convocazione dal giudice. Tragedia di Cortina, risarcimento per Riogere, la Cassazione riapre la partita. Tragedia di Riogere, la famiglia Spaziani vince in Cassazione, l'avvertenza con Unipol SAI sul risarcimento si riapre l'approfondimento di Sosso a pagina 26. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Addentriamoci adesso all'interno del Gazzettino di Belluno, poi proseguiremo ovviamente con il Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda il maltempo, nuova ondata di maltempo, questo è il titolo, una frana blocca la strada regionale 48, come si può vedere da questo scatto, auto deviate sulla ciclabile. Il nubifragio ha fatto scendere una gigantesca colata sulla strada per Misurina, nessuna auto coinvolta, a Belluno un fulmine sulla ferrovia silenzia i telefoni. Il sindaco Vecceglio, sindaco del comune di Auronzo di Cadore, la discesa è stata così lenta da mettere subito in guardia gli automobilisti. Grandinate si sono registrate anche a Sappada e verso Lagordino, ma senza creare particolari danni. E sempre a proposito del maltempo che ha interessato la provincia di Belluno, divelto il tetto della media Zardini, fango su Acquabona, statale chiusa per circa un'ora, pompieri al lavoro fino a tardi per l'istituto scolastico. Notizia in questo caso che ci porta a Cortina d'Ampezzo ed ecco come si presenta il tetto di questo istituto d'Ampezzo dopo il maltempo che è avvenuto nella giornata di ieri appunto tra la Conca Ampezzana e Auronzo di Cadore. Siamo a pagina 3, centri di accoglienza, nuovo bando, l'emergenza migranti, la prefettura ha affrettato i tempi del bando per la ricerca di cooperative ed edifici dove sistemare i richiedenti asilo. È il terzo in pochi mesi, entrambe le precedenti procedure erano andate deserte, si punta quindi su strutture straordinarie. Gli operatori, la Coop, negli affidamenti diretti c'è la possibilità di contattare, altra notizia che riguarda appunto l'emergenza migranti, le società preferiscono l'incarico straordinario dove c'è margine di trattativa. Un tempo si partiva da 32 euro al giorno e c'erano molti più servizi, dai corsi di lingua all'infermiere. Passiamo a pagina 5, vaia 2 bellunesi alla Corte europea. L'avvocato Sonia Sommacale e la sua assistita Elena De Conto contro 33 stati nel ricorso all'organismo dei diritti dell'uomo. Nel mirino i patti di Parigi contro il cambiamento climatico. La ragazza non sono stati rispettati, ci hanno rubato il futuro. E per chi ci sta guardando su Facebook o YouTube, a sinistra in piedi l'avvocato Sonia Sommacale e Maria Bitonti, a destra Elena De Conto che ha fatto ricorso per il clima. Economia, le imprese artigiane danno sempre più lavoro, in un anno 3.300 assunzioni, l'analisi della Camera di Commercio, anche se in calo di 330 unità cresce la possibilità di impiego per operai specializzati. Continuiamo con pagina 7, fatto di cronaca, accoltellato dalla fidanzata, cerca di coprirla, al culmine di una lite nella casa della donna lo ha colpito 2 volte al petto, lui è grave in ospedale, lei ora è indagata. 2 i fendenti inferti con la dama di un coltello da cucina, uno ha raggiunto il polmone, ferita profonda 3 centimetri. La ricostruzione, la questura ieri dopo che la notizia si era diffusa e lasciava pensare a un possibile aggressore violento in città, ha diramato una nota ricostruendo quello che era accaduto. L'allarme è scattato nella notte di mercoledì all'1:40 del mattino quando la sala operativa della questura è stata allertata dal 118. Un uomo aveva contattato i sanitari, spiega la polizia, riferendo di essere stato ferito al petto con un coltello da una persona a lui sconosciuta, probabilmente di sesso maschile, in piazzale ABVS intorno all'1. A casa dell'uomo è accorsa la volante, lui presentava 2 ferite da arma da taglio al petto, è stato subito condotto all'ospedale San Martino di Belluno, affidato ai medici del pronto soccorso. È emerso che aveva un foro della profondità di 3 cm che aveva causato un pneumotorace ematico e un'altra ferita superficiale poco sotto il costato destro. La confessione e le indagini sono passate quindi alla squadra mobile coordinata dal dirigente Jacopo Ballarin. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire che l'aggressione era avvenuta in ambito domestico nel corso di una lite tra fidanzati. Continuiamo con le notizie che troviamo in questa pagina. Politica, scivolone, si ritiri il punto sulla sanità. Bufera sulla lettera in regione del sindaco, il segretario della Lega, evitiamo almeno di parlarne in consiglio. Questa è la richiesta del segretario della Lega della provincia di Belluno, De Bernardin. Soccorritori di Belluno salvano turista ferito nella Grotta Azzurra, maxi operazione martedì sera a Melle per i volontari. E continuiamo con Feltre, Giro delle Mura apre l'Urban Trail. La manifestazione podistica presentata in Piazza Maggiore trasformerà la città in un'autentica pista di corsa su strada. Domani campionato regionale della CSI, la 7 Laps, la sfida dei vigili del fuoco e anche il miglio dei comuni.
Ancora da Feltre, Casa Coletti ora apre le porte a lavoratori e famiglie, la struttura mette a disposizione 6 mini appartamenti e 4 camere, predisposto un regolamento molto dettagliato e poi sono state delineate le tariffe per le locazioni. Feltre, Rino Francescato piange Gerardi, domani l'addio nella cattedrale, l'ex rugbista della nazionale della Benetton, volevo diventare un tuo amico fraterno, ma non me ne hai lasciato il tempo. Prosegue il cordoglio nel mondo del rugby dopo la scomparsa di Alessandro Gerardi, sono molte le testimonianze che rimbalzano nei social dopo la notizia della morte del tecnico classe 1962 che dal 2017 vestiva i colori del rugby Feltre. Venezia, passione e grande professionalità, anche a Venezia lo ricordano così, una pagina quindi dedicata al rugbista trevigiano e ad Alessandro Gerardi venuto, lo avete sentito purtroppo, a mancare all'età di 61 anni. Spostiamoci a Canale d'Agordo, a Punta Rocca, a ricordo di Wojtyla. Il 26 agosto 1979 la Marmolada accolse il pontefice sotto una copiosa nevicata. Rese così omaggio al predecessore agordino. Questa vetta non è solo sport e storia, ma anche un luogo dell'anima, terra amata dai due papi. Ne siamo orgogliosi. L'approfondimento lo troverete in questa pagina del Gazzettino di Belluno, che ha altri due richiami, uno che ci porta a Ponte nelle Alpi, strade, 190.000 euro spalmati in periferia, e ancora al Pago la via del cimitero lasciata al degrado. Calazzo di Cadore, il treno dei VIP arranca e si ferma 2 volte, il test ieri mattina per istituire il prestigioso Roma-Calalzo, ma le storiche locomotive termiche non ce l'hanno fatta, stop forzato in 2 tratti a forte pendenza, inevitabile l'uso del diesel perché la linea cadorina non è elettrificata. Trenibelluno reagisce, intanto i regionali vengono dimenticati, eppure servono, sono la spina dorsale anche per i turisti. Schianto in moto sul passo, soccorso dall'elicottero, notizia che ci porta tra Cortina e Lagordino. L'incidente ieri a Livinallongo ha impegnato Falco, in seguito intervenuto per soccorsi in quota dopo malori e cadute. San Vito di Cadore, Gresta lezione di protezione civile per far crescere nuovi volontari. Cortina d'Ampezzo, Coppa Albergatori su 9 buche, Fraina è una realtà importante. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alle notizie del Corriere delle Alpi, riferite ovviamente al territorio bellunese. Siamo a pagina 13, servono 50 posti per i migranti. Il prefetto cerca alloggi e gestori, notizia di cui ha dato spazio anche il Gazzettino di Belluno. Ma ecco i trasporti ferroviari, a Calalzo in ritardo, ma il test è superato, via libera ai treni da Roma a Milano, il viaggio sperimentale sconta il surriscaldamento delle motrici, da dicembre treni notturni per il weekend sulle Dolomiti. E vediamo in questo scatto il convoglio arrivato ieri pomeriggio nella stazione di Calalzo, in testa e in coda aveva 2 locomotrici diesel. Via i lavori in stazione, spazio per il rimessaggio e la base per gli assistenti, progetti anche per i convogli a vapore. Altro approfondimento riferito alla viabilità ferroviaria in provincia di Belluno. E a proposito di riqualificazione, notizia di spalle, la stazione per l'Alpago è diventata accogliente. Trenibelluno scettica, rischio declassamento per i mezzi regionali, l'associazione mette in dubbio l'utilità di questo tipo di iniziative e avanza la richiesta di un'integrazione tra servizi esistenti. Passiamo a pagina 17, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al fatto di cronaca che ha interessato il capoluogo bellunese, le coltellate durante una lite tra fidanzati, denunciata la donna, l'ama sotto sequestro. L'addio bicchierata per il Piperpino, oggi a Villa Montalban, domani mattina i funerali. E ancora lì turismo, il CAI non ha dubbi, siamo fermamente contrari. Il presidente Montani risponde ai dubbi di Montan Wireless, non è il modello di sviluppo di cui ha bisogno la montagna. Notizia adesso che riguarda la politica del capoluogo bellunese, la maggioranza conferma il sì alla mozione sanità, spiace per la Lega. Osnato di Fratelli d'Italia, il loro passo indietro è incomprensibile, Bortoluzzi non c'è nessun attacco alla regione. Tanta comprensione degli alleati, ma non ci saranno passi indietro dopo il no della Lega alla mozione sulla sanità che andrà in consiglio comunale il 30, il resto della maggioranza, così come l'opposizione, intende portare a compimento il lavoro fatto nei mesi scorsi e approvare il documento che è frutto della condivisione tra tutti
Capigruppo. La Lega ha partecipato alla stesura della mozione, ricorda il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Filippo Snato, poi è arrivato un indirizzo politico a noi sconosciuto e incomprensibile. Ce lo spiegheranno loro, ma quel documento nasce proprio per evitare imbarazzi a Zaia, e la risposta a un'iniziativa dell'opposizione che aveva tutto l'interesse ad attaccare il presidente della regione. L'equilibrio è stabile, nessuna preoccupazione per la tenuta del comune, la squadra di Oscar De Pellegrin non sente la crisi. L'approfondimento a pagina 18. Continuiamo con pagina 20, un sabato magico al Giro delle Mura, siamo a Feltre con 4 azzurri reduci dai mondiali. Yemen Crippa rinnova il legame di amicizia con la città, premiati ieri Axel Bassani, Mirko Zago e i ragazzi ungheresi. Proroga il cantiere, riapre lunedì il cantiere al Ponte delle Corde, consegna a settembre. E ancora da Feltre, Draghi e Basilischi, antiche prigioni aperte con visite guidate. Il caso dà del nazista al superiore, operaio licenziato fa ricorso, è a casa senza paga da aprile, aspetta che il giudice del lavoro fissi l'udienza. L'uomo, assunto da oltre 20 anni, sostiene di non aver mai detto quella parola. L'avvocato Secco chiede il reintegro e un risarcimento dei danni sofferti. Feltre, domani alle 11 in Duomo gli amici del rugby saluteranno Alessandro Gerardi, notizia di cui ha dato spazio anche il Gazzettino di Belluno, e purtroppo un ultimo saluto anche a Santa Giustina ad Alex dopo il malore fatale sofferto in comunità. Malore fatale in comunità, la procura di Treviso ha dato il nulla osta, i familiari hanno dato l'ultimo saluto ad Alex Trevissoi, c'erano la mamma Edi, il papà Moreno, la sorella Catiuscia con Mauro e Chiara, la nonna Dina e tutti i parenti stretti. Le ceneri del 23enne riposano nell'ospedale di Santa Giustina insieme al nonno. CAI Feltre, corso di alpinismo, preparazione tecnica per salire in montagna, Museo di Seravella, la cura di 3 campi affidati a un'azienda. Rimaniamo nel Feltrino, Santa Giustina, pagina 22 del Corriere delle Alpi, piscina più efficiente con le migliorie, decise dal comune, costo 160.000 euro. L'intervento è stato concordato con la società Onda Blu, previste opere di isolamento ed eliminazione della condensa. Si rende il Grappa, tetto finito alla scuola, si smonta la grande gru. Ancora da Santa Giustina, casa di riposo di Meano diventa punto prelievi. Siamo a pagina 23, la minoranza farà bene anche senza di me, Flavia Colle ai saluti per l'incarico feltrino, il capogruppo di missionaria sarà sostituita in consiglio da Franco, il nuovo comune deve ancora lavorare per diventare davvero unico. L'intervista di Dante Damin vi aspetta a pagina 23. Sedico, centri estivi, contributi a chi li ha organizzati, Borgo Valbelluna, refezione scolastica in partenza all'appalto. E ancora Mela Verde in Val Morel, torna la troupe di Canale 5, riprese previste per metà settembre. Spostiamoci a Ponte nelle Alpi con pagina 24, via le manutenzioni stradali, prima tranche da 190.000 euro. Un occhio di riguardo va ai piani viari della mobilità e all'aumento della sicurezza. Il sindaco Vendramini, rispondiamo così anche alle segnalazioni dei cittadini. In questi ultimi anni abbiamo già investito circa 2 milioni in lavori del genere. Val Vajont, nuove e moderne dotazioni per le squadre antincendio. Longarone, sezione CAI, gita sociale, le adesioni entro oggi. E ancora Giorgio e Sandra campioni nello scoppone scientifico, torneo a Val di Zoldo ricordando Enzo Gobbo. Siamo in Agordino, Luciani, la prima memoria liturgica accomuna ricordo di 2 papi. Domani alle 16.30 a Canale la messa presieduta dal cardinale Stella, ricordando anche l'arrivo in Marmolada di Wojtyla. Nel messale romano per la prima volta è inserita una sintesi della vita del beato, come da tradizione la data è quella dell'ascesa al soglio e non della morte. Livinallongo sul campo sintetico, frene 1 milione per i nuovi spogliatoi e l'illuminazione ed ecco la ricostruzione dei nuovi spogliatoi del campo d'Ofrene. Selva di Cadore, anziana dispersa ritrovata di notte sotto Santa Fosca, notizia di cui abbiamo dato spazio leggendo il Gazzettino di Belluno. Cortina, tragedia di Riogere, la famiglia Spaziani vince in Cassazione sul risarcimento, la Suprema Corte annulla con rinvio la sentenza d'appello, l'avvertenza con Unipolsai non è ancora arrivata in fondo. Tempo di prescrizione, il tema della contesa, 2 anni conteso. 2 anni consentono di avere l'indennizzo ed ecco appunto il luogo purtroppo della tragedia in cui si vede l'elicottero precipitato a Riogere, l'elicottero Falco del 118.
San Vito di Cadore, notizia di spalle, ciclabile, la protesta, la ghiaia è ovunque e il tunnel è pericoloso. Continuiamo con il maltempo, diverse foto che troverete a pagina 27, eccole qui per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. Temporale e un fiume di fango in strada, ore di stop su Alemagna e 48 di Misurina. Per Auronzo, auto dirottate sulla ciclabile, danni al tetto delle scuole medie Zardini di Cortina, oggi i sopralluoghi. La protezione civile libera un'auto dalla colata, siamo sul passo Tre Croci, precipitazioni, grandinata colpisce il Comelico e Sappada. Rimaniamo a Cortina, Summer Party, non solo glamour, sostenibilità e inclusività, le parole d'ordine. Danta, l'acqua torna potabile ma serve attrezzarsi contro le emergenze, questa è la dichiarazione del presidente di BIM GSP Attilio Sommavilla. Valentino Pais Tarsiglia, se n'è andato un uomo che amava la montagna, 89 anni, guida alpinista e fotografo di croce. La comunità abronzana ricorda con affetto questa storica figura, parliamo di Valentino Pais Tarsiglia. Dalla rubrica Cultura e Società, 4 colori e un tocco di genio, così 7 anni leggeva i tarocchi. Nelle stanze della fotografia alla Cini arriva la serie di culto, attrici e un solo attore per il pittore con l'obiettivo. Dalla rubrica Giorno e Notte, Gualazzi si prepara a incantare il Nevegali in silenzio dei monti miei di ispirazione. Domani recita al piano e voce dell'eclettico artista per Dolomiti Arena, amo suonare in un contesto naturale che va protetto e celebrato. Altre notizie, Cesio Maggiore, da oggi a domenica c'è la festa della patata, Santa Giustina cucina, sport e musica con la sagra del Giclamino. E terminiamo con lo sport, pallavolo femminile, Homely Click SB al via con grande entusiasmo De Barba, l'obiettivo sono i primi 3 posti. L'unione fra Sedico e Belluno al lavoro da ieri sera, in grosso non potevamo più lavorare in modo frammentato. De Salvador non si nasconde, la potenzialità è molto grande, questa è la dichiarazione dell'allenatore, giocheremo al De Mas, un impianto che è storico. Curling Club Dolomiti, l'asticella si alza, Constantini la squadra sta migliorando. Automobilismo ritorna la Vittorio Cansiglio con molti bellunesi al via. Corse in montagna, i runner salgono in quota con il Vertical Terne e la 107 Molino Le Buse. Green Volley tutti sotto rete, 3 tornei a Meano, Salce e Canale. Calcio di Serie D, Tiozzo dall'Istezza alle Dolomiti Bellunesi, è già ora di mettere la squadra alla prova. Domenica partono le coppe a livello regionale, si gioca alle 16:30, riflettori su Alpago Borgo, ghiotto anticipo di promozione. Conference League, la Fiorentina cade contro il Rapid Vienna, un rigore condanna i ragazzi di Italiano. Ma terminiamo con le notizie, con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Prevarrà un cielo poco nuvoloso con ampi spazi di sereno e qualche addensamento in più dal pomeriggio in montagna, specie sulle Dolomiti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.